Ci troviamo nella quiete del Bernini Soccer, qui in Contrada Calcarelle, nella città dei Templi. Questo è il quartier generale dell'Acra Soccer. Questo è il secondo anno di attività che praticamente parte da oggi con il primo stage riservato alle giovani leve. Ne parliamo con il presidente Gianfranco Bambino, che già l'anno scorso, diciamo, ha avuto il modo di appurare che questa nuova realtà calcistica agrigentina ha prodotto dei frutti importanti. Esatto, innanzitutto salve a tutti. Ci siamo ritrovati dopo quasi un anno di distanza e posso dire che l'anno trascorso è stato abbastanza positivo, abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte delle persone, della gente e abbiamo notato crescita dei ragazzi, alcuni dei quali anche alle prime esperienze con il mondo del calcio e soprattutto a parte l'aspetto tecnico, ma soprattutto dal punto di vista diciamo comportamentale. Questo va dato atto ai tecnici Dino De Rose e Elio Caltagirone, i quali hanno svolto diciamo un ottimo lavoro. Abbiamo partecipato a diversi tornei, a memorial, ultimo dei quali il primo memorial a Piercarlo Mersina, organizzato dalla SC nella persona di Antonio Danna, durante il quale i nostri ragazzi si sono contraddistinti. La classe 2004-2005 si è arresa in finale, mentre i più piccoli 2007-2008 sono arrivati fino in finale, ma poi hanno perso, però si sono divertiti tutti quanti, è stata una bellissima esperienza. Quest'anno l'intento sarà quello, diciamo, di riconfermarci ed apportare laddove possibile, diciamo, delle migliorie. Proprio per questo motivo sono state introdotte delle novità, come il preparatore atletico. Ci avvarremo della collaborazione del signor Rino Trapani, ci sarà un preparatore dei portieri che sarà il signor Gino Casella, ed inoltre dietro la spinta dell'amico Roberto Arnone abbiamo pensato bene di fondare una squadra di calcio a 5 femminile, con la quale poi cercheremo di partecipare a dei tornei a livello provinciale. Diciamo che cerchiamo sempre di migliorarci e diciamo di non fermarci, ecco, di andare avanti e cercare di apportare sempre delle migliorie al nostro lavoro, ecco. C'è anche la vostra volontà di essere affiliati alla FIGC. Sì, proprio per questo da quest'anno cercheremo anche di partecipare al campionato FIGC con i ragazzi un po' più grandi e cercheremo insomma di affrontare nel miglior modo possibile anche questa nuova avventura. Per concludere, Presidente, si dice in giro c'è tanta crisi, si fa fatica a trovare gli sponsor, e allora la domanda sorge spontanea: chi ve lo fa fare? Eh no, chi ce lo fa fare? È la passione che ci spinge ad andare avanti, la passione per questo sport e l'amore, diciamo, per i bambini e stare tutti assieme. Una cosa importante che avevo dimenticato di dire poc'anzi è il fatto che da quest'anno l'apertura delle iscrizioni sarà rivolta anche alle ragazze, non solo ai bambini ma anche alle ragazze. Uno dei due allenatori, Elio Caltagirone, dicevamo col Presidente, le vacanze sono finite, da oggi si lavora con gli stage per cercare nuovi talenti. Sì, diciamo che anche quest'estate non ci siamo fermati perché abbiamo fatto qualche torneo tipo da Bellavia e da qualche altra parte, qui siamo stati invitati, abbiamo fatto il memorial qua, quindi diciamo che alla fine abbiamo sempre giocato, qualche settimana ci siamo fermati, ora ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di ripartire sempre con la massima umiltà, con la voglia che ci contraddistingue. Senti, il fatto che l'Agragas sia in una categoria di professionisti a Lega Pro, questo a voi società piccole, no? Che siete sempre comunque nell'orbita, vi facilita un po' il compito di magari convincere anche i genitori a iscrivere i propri figli a scuola, a scuola di calcio per un futuro magari anche nelle giovanili della formazione biancazzurra del Gigante? Ma è logico che il volano dell'Agras in Lega Pro è un bene per tutti, per la città, per le scuole calcio,
per tutto il complesso calcistico. Quindi diciamo che noi cerchiamo sempre di dare il massimo qua e cercare di portare il bambino ad un livello tecnico educativo importante, perché quest'anno noi abbiamo anche intrapreso, abbiamo acquistato l'allenatore dei portieri e il preparatore atletico posturale, che è molto importante per quanto riguarda la postura di ogni singolo bambino, perché tu ben sai che il bambino deve essere strutturato non solo sotto il profilo tecnico ma anche su quello atletico. Per vedere fisicamente come è strutturato abbiamo optato una volta al mese, credo che verrà il preparatore atletico posturale che si occuperà della postura di ogni singolo bambino. Ritengo che sia una cosa fondamentale per le scuole calcio, importante anche l'allenatore dei portieri, perché il portiere ha un ruolo a parte dove tu vai ad allenare specificatamente un ruolo delicatissimo come quello del portiere. Parlavamo con il presidente e con l'allenatore Caltagirone dell'importanza proprio della postura, no? Nei bambini che si avviano allo sport. Rino Trapani, tu hai una vasta esperienza in questo campo, quanto è importante tanto per il bambino? Ma sicuramente tantissimo, perché io negli anni, nella mia esperienza, oltre diciamo 20 anni, ho potuto notare che ci sono bambini che non danno il massimo durante il gioco, durante gli allenamenti, in quanto possibilmente hanno dei muscoli retratti e rigidi e quindi non possono esprimersi al 100%. Il lavoro che faremo quest'anno qui al Bernini è quello appunto di curare tantissimo la mobilità e l'elasticità dei muscoli, proprio per dare ai bambini, a tutti gli iscritti all'associazione, di dare il massimo nel campo e durante gli allenamenti. Senti, come comincia la tua attività? Cioè arrivano i bambini, diciamo l'occhio tuo magari sarà anche più ormai allenato a guardare certi aspetti, ma cosa accade tecnicamente? Allora, sicuramente quando i bambini arriveranno, noi intanto li testiamo, vediamo un pochettino quali sono i fattori limitanti di ognuno di loro. Dopodiché inizieremo con un programma vero e proprio, quindi inizieremo con un buon riscaldamento, con dello stretching, della mobilità articolare, però con diciamo, dei giorni alternati, in modo da avere il massimo da ogni singolo iscritto. Roberto Danone, 20 anni fa con più capelli e con molti anni di meno, magari anche un po' di pancetta in meno, avevi già cominciato questa avventura con il calcio femminile, con il calcio 5 femminile. Adesso a distanza di tanto tempo si riprende. Con quale spirito? Ma con lo spirito giusto, con tanta grinta, tanta voglia e anche tanta emozione. Colgo l'occasione per ringraziare la scuola calcio Acra Soccer, diretta appunto dal presidente Gianfranco Bambino, Filippo Miceli, i mister Elio Caltagirone e Dino De Rosa. Tutto inizia così per scherzo, perché mio figlio è iscritto in questa scuola calcio, per cui nasce una stupenda amicizia, un bellissimo gruppo, come una famiglia allargata, perché deve essere questa e l'Acra Soccer è questa. Per cui tra una parola e l'altra, tra una battuta e l'altra, i ragazzi mi hanno spinto a ripartire con tanto entusiasmo. Dice sì, facciamo una squadra femminile. Già abbiamo avuto 2 bellissimi incontri con 12 ragazze che più tardi saranno qui presenti. Adesso inizieremo anche gli allenamenti. Ripeto, è stata una bella occasione riproporsi dopo 20 anni. Ecco, a livello nazionale il movimento calcistico femminile si sta muovendo parecchio, no? A livello invece provinciale ancora forse c'è qualche scoglio da superare. Sicuramente a livello nazionale è abbastanza affermato, anche a livello regionale. A livello provinciale ancora c'è qualche difficoltà. Io ricordo che 20 anni fa c'erano degli ottimi campionati, siamo arrivati anche nella zona di Lercara Friddi, in provincia di Palermo e via discorrendo. Le difficoltà ci sono di natura economica e sono difficoltà che attraversano tutte le società sportive in generale, per cui questo diciamo è uno scoglio da superare. Però in provincia, anche in provincia di Agrigento, ci sono diverse squadre, diverse realtà di calcio a 5 e oggi una di queste sarà anche l'Acra Soccer. In bocca al lupo quindi per questa nuova avventura. Grazie Gaetano, ti ringrazio e ripeto, colgo l'occasione e l'invito alle bambine piccole che vogliono appunto giocare a calcio di venirsi a iscrivere all'Acra Soccer, e alle ragazzine più grandi, 12-13 anni, avvicinarsi a questa disciplina che è molto bella e molto attraente.